Pestato a pugni fino alle escoriazioni sul volto e un taglio suturato con 9 punti. È successo sabato scorso, poco dopo le 13, a uno studente di 17 anni che frequenta la quarta classe al liceo veronese di Borgo San Giovanni. Appena terminate le lezioni, un coetaneo lo ha aggredito all'angolo fuori da scuola, luogo di ritrovo degli allievi, e ha continuato a trascinarlo e colpirlo fin quasi alla vicina pista rosa. L'aggressore è uno studente di terza liceo, anche se a indirizzo differente della sua vittima. All'origine dell'azione starebbe la richiesta di quest'ultimo di non ricevere più insulti da parte di chi poi lo ha malmenato. Pare che nessuna vendetta per altri fatti pregressi possa aver provocato una tale reazione. A soccorrere il ragazzo sono intervenute subito le insegnanti che stavano uscendo e i collaboratori scolastici con il ghiaccio per tamponare il sangue al volto. I genitori del giovane hanno ringraziato l'istituto per il tempestivo intervento dei suoi dipendenti. Altri allievi, tra cui rappresentanti d'istituto, hanno contattato i sanitari del 118 che hanno assicurato il ferito alle cure del pronto soccorso. Di qui l'atto dovuto della notificazione ai carabinieri, i quali sono giunti in sopralluogo circa 15 minuti dopo i fatti. Naturale attendersi per tempo un atto di tutela, la denuncia, da parte dei genitori dell'aggredito, ancora minorenne. Quanto ai provvedimenti disciplinari decisi dall'istituto, il dirigente scolastico Luigi Zennaro conferma che presto verrà convocato un consiglio di classe ad hoc. Ma oltre alle possibili sanzioni, non ultima la probabile sospensione del reo, ciò che preme i docenti del liceo veronese è la questione educativa. Ciò che è accaduto desta in me e nei miei collaboratori preoccupazione e sorpresa, continua il professor Zennaro. Sappiamo, non direttamente, che se gli 800 allievi dell'istituto si comportano bene dentro i plessi scolastici, altrettanto non succede fuori, dove la situazione non ha controllo. Non è comunque la prima volta negli ultimi anni che fuori dal liceo veronese e di altri istituti scolastici cittadini, ai margini dell'orario di lezione sono accaduti episodi spiacevoli, quando non gravi e violenti. E c'è da pensare che qualora fossero stati portati alla conoscenza dell'opinione pubblica, questa avrebbe forse saputo maturare gli anticorpi affinché non si ripetessero oltre, fino allo scorso sabato. Torna alla normalità la situazione per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili e PM10 nell'aria a Chioggia e in provincia di Venezia. Nel bollettino odierno ARPAV specifica che i livelli sono rientrati al di sotto dei limiti di 50 microgrammi per metro cubo, quindi viene ripristinato il livello 0, verde, da domani fino alla nuova comunicazione, prevista per l'inizio della prossima settimana. Esploit per l'Interland veneziano, Mira e la Riviera del Brenta, che passano direttamente da una concentrazione di livello 2 a quella verde, mentre disco rosso per Padova e Piove di Sacco, che non si schiodano dal livello di allerta già comunicato nei giorni scorsi. A 0 invece il Polesine. E questa è la nuova offerta della CAM, della pescheria CAM, il super salmone scozzese al super prezzo di soli 25 euro al chilo. Dunque, Lusenzo, la parte di laguna interna che c'è tra Chioggia e Sottomarina è un posto bellissimo, ci sono anche diverse varietà di pesci, diverse varietà di volatili, è un posto diciamo che tutti noi lo utilizziamo, si va a passeggiare, si fanno le corsette eccetera. Purtroppo non si capisce bene perché, o meglio si capisce, ma è anni che non si trova soluzione al polistirolo. È praticamente il polistirolo che arriva quasi esclusivamente dai contenitori che si trovano al mercato ittico, questi che vedete in foto. Con il vento questi contenitori vengono riempiti, con il tempo, col maltempo, con il vento, con vari movimenti arrivano in laguna, cascano i canali e dai canali si disperdono in tutta quanta la laguna del Lusenzo e vanno a finire, come potete vedere, qui nella parte sud, dove questa mattina praticamente dall'angolo dove iniziano le scuole di Borgo San Giovanni fino al pontile galleggiante e al ponte Baden-Powell è pieno di polistirolo. E il polistirolo sapete che si deteriora nell'ambiente, ci vogliono qualche centinaio di anni, e si parla di ambiente, l'amministrazione comunale, che non vogliamo criticare l'amministrazione comunale, ma l'amministrazione comunale tempo fa ha fatto un bel ordine del giorno contro le plastiche eccetera eccetera, ma alla fine continua a esserci questo problema. Allora alcuni cittadini ce l'hanno più volte segnalato, qualcuno dice ma dovrebbe essere Veritas che pulisce.
Ricordiamoci che Veritas basta ordinargli, ma la bolletta qualcuno la deve pagare. Ma prima di sporcare non si potrebbe fare a meno? È possibile che in tutti questi anni non sia ancora trovata una soluzione? Speriamo che l'amministrazione, in particolare SST, che è la gestione del mercato ittico, trovi una soluzione. Io non credo che ci voglia così tanto a fare in modo che questi contenitori vengano chiusi in qualche modo. È una cosa dell'altro mondo. I cittadini chiedono che questo problema venga risolto. Non è un problema insormontabile. Conto alla rovescia per la sentenza relativa al deposito di GPL, che sarà pronunciata al termine dell'udienza di giovedì prossimo 24 gennaio dal Consiglio di Stato. Come annunciato, il Comitato No GPL sta organizzando gli autobus per manifestare il giorno stesso a Piazza Montecitorio, davanti alla sede della Camera dei Deputati. La partenza sarà alle 4 del mattino da Piazza Europa, per poi effettuare fermate in Viale Mediterraneo, a Borgo San Giovanni e in Campo Marconi. I manifestanti avranno con sé un gazebo, volantini e bandiere, magliette e gigantografie dell'impianto. L'invito è esteso alle forze politiche, ai parlamentari del territorio e alle categorie economiche. Il costo del viaggio è 40 euro, rientro previsto alle 23 dalla capitale. Obbligatorio prenotare e versare la quota preliminarmente alla bottega di prodotti acqui e solidali Il Mappamondo, sotto Palazzo Goldoni, in centro storico a Chioggia. Torna questa sera al Teatro Don Bosco di Chioggia la stagione scenica di Acqua Alta, con il cosiddetto infiltramento teatrale di Piccole Donne. Sul palco si esibirà Alessandro Fullin, che rilegge in chiave ironica l'opera dell'Alcott. Tutte le giovani sorelle in età da marito saranno interpretate da uomini, volgendo il titolo a Piccole Gonne. Fra gli altri attori Sergio Cavallaro, Simone Faraon, Ivan Fornaro, Mario Contenti, Paolo Mazzini e Tiziana Catalano. I residui biglietti d'ingresso saranno disponibili alla cassa del teatro dalle ore 20. Carissimi di Network Azzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti dal balcone più bello della città, cioè il Ponte di Vigo. Il ponte probabilmente più caratteristico, più bello ed artistico di tutti gli 8 ponti che solcano il canale della vena centrale di Chioggia. Un ponte che nasce in legno ovviamente nel Medioevo, che probabilmente ha visto anche la battaglia della guerra di Chioggia con i genovesi, ma che poi nel 1695 fu rifatto in muratura attraverso il podestà Morosini e naturalmente abbellito con pietra bianca d'Istria nel 1762. Pensate che addirittura nella parte frontale aveva un fanale che naturalmente segnava la via ai naviganti. E da questa cornice un buongiorno dunque a tutti. Dunque il tempo sta cambiando perché oramai le perturbazioni atlantiche cominciano a entrare nel bacino del Mediterraneo e lo faranno attraverso la prima perturbazione che solcherà i nostri cieli già dalla giornata odierna. Una perturbazione che porterà con sé una nuvosità piuttosto diffusa, anche se abbastanza irregolare, con delle precipitazioni
morbida prima sul nord-ovest, la parte tirrenica, e poi verso il pomeriggio sera anche sulle nostre zone. Si tratterà comunque di piogge abbastanza deboli, contornate da venti sud-occidentali in quota e probabilmente anche da nord-est al suolo. Quindi questo segna il cambiamento tanto aspettato, un cambiamento che poi potrebbe ripercuotersi con ulteriori perturbazioni in transito, specialmente da domenica in poi. Questo naturalmente comporterà anche un aumento, a parte la ventilazione, ma anche dell'umidità nei bassi strati. Ovviamente anche le temperature cominceranno a segnare il passo e si abbasseranno di conseguenza. Quindi una situazione che tende a cambiare, che probabilmente ci porterà per buona parte della prossima settimana ad essere solcati da ulteriori perturbazioni. Fino a qua arrivo e mi fermo, perché naturalmente la previsione merita di essere ancora rivista. Ciao a tutti!